una serie di iniziative oggi illustrate alla stampa e al sindaco della città di Agrigento, che vede l'associazione Dante al centro dell'attività culturale agrigentina, di promuovere, nonostante il Covid, momenti sicuramente di alto livello culturale. Oggi abbiamo presentato una serie di iniziative che dureranno per l'intero anno di carattere culturale, prendendo spunto proprio dal 700° anniversario della morte di Dante. Io sono felice che il sindaco ha condiviso quest'idea, difatti in tutto il mondo ci saranno iniziative per questo anniversario ed era anche giusto che Agrigento fosse pienamente coinvolta. Le iniziative abbracciano l'intero territorio agrigentino, quindi saranno effettuati in vari luoghi del nostro territorio, anche nelle frazioni, riguardano tematiche varie, non solo sul Dante e le sue opere, ma anche sulla storia di Agrigento in quel periodo, sia dal punto di vista storico ma anche geografico e anche artistico. Evidentemente è anche un'offerta che si fa ai giovani, perché si proporranno degli incontri che potranno servire alla loro formazione, sia dal punto di vista letterario ma anche dal punto di vista umano. Particolare ringraziamento io porgo sia al sindaco, che rappresenta l'intera città, ma anche a quelli che mi affiancheranno in queste giornate particolari, perché stanno offrendo in maniera volontaria e gratuita il loro contributo culturale ed impegno sociale. Devo anche dire che il titolo che abbiamo dato, il sottotitolo, è Dante è la più bella città dei mortali, proprio per collegarlo alla nostra Agrigento e per quello che rappresenta e deve rappresentare nel mondo intero. La società ha 81 comitati in Italia, più circa 400 sparsi nel mondo, ecco, verranno a conoscenza di queste iniziative. Un altro aspetto importante è la sistematicità e anche comunicarlo in maniera diciamo con molto anticipo, in modo tale che tutti gli operatori turistici e via dicendo sanno che ci sono nel corso dell'anno queste varie iniziative già ben calendarizzate. Io ringrazio tutti gli organi di stampa, anche perché a loro è rivolto anche un invito di scrivere qualcosa su Dante, e poi a settembre noi faremo una raccolta di tutte queste interviste proprio per dimostrare come i mass media della nostra provincia incidano fortemente nel divulgare e nel ricordare il nostro grande sommo poeta Dante.